No, però ci sono pochi minuti, scusate. Non permesso. Ehi Nicolaci! Gaetano, sei online, Gaetano! Bello sto cavalletto, Grazie Nicolaci, è sempre un piacere vederti. Come vanno i matrimoni? Bene, bene. E anche le gare d'enduro? Le gare male. Un po' meno, vero? Il corso ancora è così così. Va bene, ovviamente qui non abbiamo un cazzo. Tu che fai? Ciao, un cane, non aiuti nessuno, che cosa sei venuto a fare? Sai che ti sei fottuto il mio cavalletto, mi stai rompendo i coglioni. Ma va a cagare. Ehi ragazzi, Non lo dici per favore? scusate ma siamo Ti tengo all'imbuto. autoassistiti, no? Non ti preoccupare. Dottore Pietro La Rosa, com'è la giornata oggi? Com'è? Ti chiamare l'orologio? L'orologio non ce l'ha. 13 minuti abbiamo, eh? Ehi Pietro! Queste sono le prove speciali, Gaetano. Belle e faticose. Da grossista sono. Perché sono solo fettucciati, la linea è una finta linea. Perché è una specie di... è un fettucciato chiamato linea. Anzi un mini fettucciato chiamato linea. Tutto mini, è una mini enduro. Adesso 9 minuti. Poi il video pure quando lo metti. Brucia? Belli, la sua Poi ci regaliamo. Non te lo muovo perché sennò ti impazzisci. Ma come cascaste, Davide? L'asfalto. Vieni, siedi di qua. Aspetta. Sì, si vedeva. Poi è graffiato adesso. Sì. Ma è solo che ti sei strisciato, che ti brucia perché ti sei fatto la pelle. Si... Enzo, come oggi le speciali come sono? Ah, le speciali sono belle, la moto è bellissima, vedremo se posso accelerare io perché pare che... La siamo speciale. Troppe vacanze, troppe estate. Troppe estate. Ti è piaciuto il colpo dell'adesivo? FFM. Ah. Nicolaci, mica tu mi fai le riprese. Cutolino si è asciugato nell'asfalto. L'asfalto è duro, eh. Tu l'hai provato? No, altre cose sì, ma l'asfalto. Altre cose sì, ma quello no. Ci sei Gaetano? Sì, ci sono. Sei bello carico? Ma abbiamo avuto tempi migliori. Quando dici tu gliele mettiamo due adesivi del mio studio fotografico in Ma questa certo, moto, studio fotografico Fabio Nicolaci. Com'è? Ma fallo, a tappo! Oh, ma ti basta. Ma se già non stavo a metà. Ma che mi hanno dato 2 km all'aria! Guarda, mica sei cretino quando dici queste cose stupide. Penso che ci pensieri, avanti, a tappo. che abbiamo Sergione che sta sistemando qui l'apparato. Bettina! Che è successo, banana? Stamattina la moto mi ha abbandonato. E in che modo? In che modo? Non lo so. Mentre che camminavo si è rotta di nuovo. E che moto è? La mia è una Suzuki sperimentale. Ah, quella famosa, il prototipo? Scusi, questo signore lo conosciamo. Cosa ne pensi della giornata della gara? La giornata è bellissima. La gara un po' meno. Si stanno divertendo. Anche bella. La gara è pesante. uscita dalla linea, dico, se ingresso e uscita. No, lo lascio messo. Andiamo all'inizio della linea, dai. Tanto voglio dire, sembra la fettina replica, non è che c'è una moto della minchia. Ah. Una moto per piare, qua. Oh, poi lo metti su YouTube, giusto?
stretto, c'è ancora l'erbetta questa che non è scivolosa, invece là è diventata... Non è lunghi mai. Non serve un gatto, che quando vedi quelle specchie rettilinee e vedi FPS dice c'era uno, non c'era l'altro. No, FPS non mancava una vista. Forse da là sopra si vede. Ah, non si rendono conto che c'è la curva. Secondo me loro dice minchia all'ultimo a lungo. E questo ti può costare, se scidi qua ti può costare 15 secondi. La prossima ce la facciamo noi. Scusate, se noi facciamo una cosa, i piloti che noi vogliamo far tirare lungo, li incidiamo, vai, accelera! E loro vanno a dire, ma è così a un pilota. I miei amici hanno il divieto assoluto di fare un motivo. A me mi hanno fatto ammazzare. Perché appena vai, terra. Minchia sempre, ogni volta che mi riesco. No, vabbè, ma sì, giusto, un litro di benzina. Sai cosa mi spavento? Che Metti sul due. finire mi entra in riserva E tu gli lasci la riserva. e sul più bello Dai, ti aiuto io a tenere qua un attimo l'imbuto, dai. mi finisce la benzina. Vai, non mi bagnare il dito, però. Ma sei scarso, no? Una volta ero qualcosa, oggi sono solo scarsi. Grazie. E zero manutenzione. Zero, niente, Zero. abbandonato in garage sotto. 4 volte ho cambiato l'olio e 2 volte i copertori. E una volta le sospensioni però non hanno funzionato. L'ammortizzatore è quello perché ho incontrato un amico mio, se la stava vendendo, c'era la Lollins, cioè tu accosta e per strada io ho smontato il mono originale, gliel'ho montato da lui e io mi sono montato l'Ollins. Poi tu dici, E la pagavo. tu lo capisci che per correre non si può essere buoni di cervello, giusto? È chiaro. Ognuno deve avere qualcosa, lui è il più normale. Io ti penso, è allucinante, cioè tu sei venuto qua senza mus, da Catania, 300 km. Bisogna fare pure i consigli. Vediamo. Beh. Aspetta. Pilota senza paura, l'ultima frontiera. Quelli che vanno a lavorare sono tutti sopra i 50. Con l'acqua ossigenata. Faccio un colpo un zicco. Un colpo secco. Sanno anche che questo era un percorso assolutamente. Abbiamo un endurista al sangue, questo è l'enduro, guardalo. Sei scassato. Sangue al motore. Minchia, però qua non è che... Va bene, Cotolino, non ti preoccupare, dai, ormai l'ultima fettucciata ti deve fare dare 2 punti. Sì, perché si sta rivedendo di Ecco questo cosa vuol dire essere endurista vero. Piano, va, piano tira. Tira tu. Un colpo secco, Come la vai scelta. Michela, così a Michela non ci può dire niente. Michela scippa su coso, vai. Vai Michela, secco. No, non voglio essere Vai Michela, poi scippa il cielo, davanti a te non ti fa niente. Scippa. Non voglio essere responsabile di nulla. Francisco. Vai, duro. Come c'è una bioscina che ci passa? Mentre paravo, abbiamo ripreso. Ma gli avete buttato l'acqua ossigenata? Bastardi. Mo fammi vedere, vediamo. Ti chiamo. Ma non è No, non si vede più, no, non si vede perché c'è la schiuma. In modo che tu ti possa muovere. sta facendo la scuma, ma che, come mai fa la L'acqua scuma? ossigenata. un cavallo, Ora aspetta, ci avevo un po' di sto facendo la Sì, e io vorrei Ah, c'è la carta stessa. C'è la scatola. Vediamo. A posto. Ora anche meno gazza. Mettiamo qualche fascetta, qualche cosa, non lo so, va. Infatti a posto dei punti, dove siete fascette? Andiamo. Andiamo lì.